che sto attraversando il centrino di Revine Lago. Sono partito da casa, Vittorio Veneto, oggi è ho fatto Vittorio Veneto, poi Revine Lago. Dal cagnone, meno male che chiudo, ciao. E poi mi raccorderò con la strada che sale al Piano delle Femmine. Oggi è il 18 maggio 2018, 19 maggio 2018 e il programma è non arrivare al Piano delle Femmine, ma un po' prima girare a destra direzione Caserta Frascon, poi scavalcare e un'altra vista della strada da cui sono salito, poi scavalcare e scendere alla Malga Montegal. Da lì poi si scende ancora, si arriva a Sant'Antonio del Tortal e quindi si fa la salita al Passo San Bollo e poi torno a casa. Perdo un po' di tempo per farvi vedere il funzionamento di questa applicazione della Specialized, che permette di interfacciarci con le tarature del motore. Vedete, ci sono tre livelli, ecco, trail e turbo. Io l'avevo messo al 10%, ma adesso l'eco lo metterò a 0, quindi con il primo livello non avrò nessuna assistenza, quindi se voglio pedalare come con una bici muscolare posso farlo senza attaccare e staccare la batteria. Il trail l'ho imposto al 20%, il turbo al 45%. Corrente massima assorbita del motore 85%, anche questa si può tarare a piacimento. Quindi adesso esco dal programma, gli dico che non salvo nessuna traccia e ritorno sul Locus Pro che uso di solito. Eccomi giunto alla chiesetta della Madonna non so se è di neve o che. Eccola qua, Madonna della Neve proprio. Beh, fare una bella fontanella che conosco molto bene. Pace, Giuseppe Chiarel, l'ho letta ancora, ma la rileggo con ardimento e fatiche non comuni. Egli l'acqua dal vallone dei Borai a codesta in benedizione per sempre, Lama delle Crode, 5 dell'8 1981. Ecco qua il signor Giuseppe Chiarel, un uomo sicuramente di buona volontà. E questa è la quetta 1981. Ciao Carla, ciao. Ma mai che questa fontanella, perché sennò guarda, è un strasegnarsi di Sinveneto. Non so i siciliani. Ah, bella, bella. Grazie Giuseppe Chiarel. Solita informazione tecnica,
18 km da casa, 650 metri di altitudine, 10 tacche su 10. Questo stagno si chiama lasciare pulito l'ambiente. Beh, bel nome. Guarda pesciolini, non so se si vede. Bello. Oggi guardate a tappa, verso i 4. Ma guarda, sì, 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 no, io mi piaceva anche una volta, ho perso un po', non so. C'è un tunnel? Le mie scuole discorso delle pastiglie, che robe, mi sono fiato di affezionare ai tovi. Però io fa tutti Sì, 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 sì. C'è un tunnel dove una macchina fa fatica a passare, no? Qui viene fuori che c'è l'anfiteatro che si sta ballata tutti i tifosi, da brividi comunque. No, ma guarda, vado oggi. Bene Edoardo, buona gita. Gianni? Sì, sì. Bon, ciao, ciao, stammi bene. Tra poco mi doppia sta. Ecco qua, Casere Frescon. Prendo questa deviazione poco prima di arrivare al Pian delle Femmine e che praticamente appunto bypassa un po' a est e un po' più in alto il Pian delle Femmine e poi ci vedremo dopo. Guarda che bei fiorellini. Non ti scordare di me, dovevi essere, forget me not. Dai che facciamo una ripresina, guarda che bei. Ecco un altro pezzo di strada, in mezzo ai boschi di pino. Bellissimo, una bella arietta fresca, la pendenza 12-13. Dovevo riprendere il colore di questi fiorellini meravigliosi. Credo che le casere Frescon siano queste, bah, so. Allora, prolungo un po' la ripresa perché ormai sono arrivato al crocevia, che dove devo fermarmi per dare un'occhiatina al percorso. Eccolo qua. Oh, che bella lama. Credo che quel sentiero conduca al Pian delle Femmine. Una volta voglio farlo. Io dovrò andare dritto in questa direzione. Ciao Carla, sono a quota 1160 metri e ho ancora 8 tacche su 10. Aspetta che facciamo una bella inquadratura anche della mia biciclettina e il tempo dovrebbe tenere e sono stanco ma non tanto. Il paesaggio è bellissimo. Non so se si vede l'Aliante. Bellissimo. Non so se questo è il punto, questa è l'ottima cartina tabacco. Io sono in questo punto, però le casere Frescon in realtà sono più avanti. Io dovrò seguire questa strada che scende
poi dovrò prendere questa deviazione e arrivare alla Malga Montegal. Come che riparto dopo una breve sosta. Questa è la strada corretta, verificato per scendere alla Malga Montegal. È appena passato non so se un capriolo o un cervo, boh, però non l'ho visto bene. Eccola qua, con un altro pezzo di strada, sempre in discesa. Strada molto trafficata, ho trovato due persone a piedi, di solito non lo trovo neanche qui. Qua devo fare lavori, piano piano. Eccoci qua, a questo incrocio, cari amici, non bisogna salire. L'ho fatta una volta quella strada al contrario e la rifarò perché è stato un bel giro, magari ve lo farò vedere, ma bisogna invece scendere, continuare a scendere. Quella strada laggiù è la strada che dal Pian delle Femmine scende al canale di Limana. Guarda che vallata. Eccola qua. Quella è la Malga Montegal e quella lassù dovrebbe essere Malga Col del Gat. E un'altra volta voglio andare lassù, oggi no, oggi vado là. Guarda che bella vallata, guarda. Guarda sto ciliegio guaveggio. Mezzo morto, ma bellissimo comunque. Guarda che vallata stupenda, guarda. Speriamo che sia aperta, che mi manda un bel paninetto. Vedo delle motociclette, qualche macchina. Penso di sì. Beh, ci sono le mucche, quindi. Bene, ci vediamo giù. Ciao. Resina con le montagne delle Alpi Bellunesi sullo sfondo. Peccato che non sia una giornata soleggiata. Di qua si va alla Malga Col del Gat e io scendo alla Malga Montegal. Guarda che bella sta stradina, guarda che spettacolo, bella, serpeggia in mezzo ai prati. Eccola là la Malga. Ecco che sto giungendo alla Malga. Eccola qua. È Luigi De Pellegrin Gigi, ricordo del suo amore per il volontariato, per lo sport e per la sua montagna. Bello. Come alla Malga Montegal. Sei fettine? Ricotta fresca? Un po' di ricotta, sì. Sono piccole. Ecco una ricottina. Poi sono quelle affumicate che le puoi sia mangiare crude perché sono ancora bianche dentro, ossia... Affumicato... Perfetto, allora un schizzo e... Un po' di antipastino, aspettando la pasta. Vi consiglio di assaggiare il salame.
Guarda, una bella matriciana. Doveva fare vedere il filmato a moglie dopo. Cioè, pensa che vai al mare. Pensa che vai al mare a tedeschi. Invece il blog che fai vedere, se no non mi crede mia. Fatta bene, buona. Consiglio. Se venite qua, salame e amatriciana. Dulcis in fondo e poi la panna cotta qua di Malga è fatta da loro, è una prelibatezza, dovete assolutamente venire e assaggiare. Ecco qui raffigurata la vera nobiltà. Persone che lavorano producono cibo per gli altri e per se stessi. Eccolo qua. Ecco che sto lasciando la Malga Montegal. Peccato che non mi sono pesato prima di partire, e scommetto che torno a casa un netto 2 in più in peso. Per fortuna ho portato via il giubbino impermeabile perché fa veramente freddo. Ho sentito anche qualche goccia di pioggia. Comunque domani torno con la motorella mia e mi ha promesso che mi dà 2 etti di burro e mi porto via 2 o 3 panne cotte, che veramente meritano. Eccola qua. Qui sono sulla strada praticamente che va a Valmorel. Invece prendo la direzione Sant'Antonio del Tortaio. Eccomi giunto in località Melere. Nel bel parchetto ricreativo. Ormai sono a poca distanza da Sant'Antonio del Tortaio. Che se bevo un bel caffettino è fresco ingua poi a porco. Mi piace sta zona per la bellezza dei prati, dei casolari, della strada bella che si snoda in mezzo ai prati, per il poco traffico. In pianura di bassa velocità 4, sto andando a 52 all'ora, è incredibile, non so come gli fare. Ecco una vista dall'alto di Sant'Antonio del Tortaio. Ho scoperto una nuova angolazione di ripresa, guarda che bella. Sto salendo verso il passo San Boldo, tranquillo. Sono un attimino appesantito dal pranzetto, non proprio leggero, però il
fisico incredibile mi sostiene fin qua. La salita è ancora leggerina, poi vediamo. Ciao. Ecco che sto giungendo al passo San Boldo, circa 700 metri, anzi 706 metri indica qui il cartello. Per oggi ho finito le salite, cari amici. Sono salito col 45% di assistenza, tranquillo, liscio, anche perché ho una digestione complessa in corso e vorrei evitare complicazioni cardiache. Qui c'è il doppio senso regolato da semaforo. Poi farò una bella ripresa anche delle gallerie. Eccolo qua, vedete la singolarità di questa strada. Con questa ripresa chiudo il filmato della città giornaliera. Adesso scenderò a Tovena, poi a Vittorio Veneto e a casa. Ciao e alla prossima! Riapro un attimo la registrazione per dare un dato tecnico, se magari c'è qualcuno che sta pensando di acquistare una bicicletta elettrica potrà trovare interessante. Io non sono certamente un super atleta della bicicletta, anzi ho capacità modeste di arrampicata. E comunque ho fatto fin qua 43 km, 1400 metri di dislivello e ho ancora 6 tacche su 10. Quindi direi che l'autonomia è molto buona.